Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento di TVA è il dottor Pietro Asaro, dirigente del gruppo di formazione ERAP Mondo Vacanze e tante altre sigle che ora conosceremo. Dottor Asaro, grazie per aver accettato il nostro invito. Parleremo Grazie a voi della vostra ospitalità. Di un settore importante che è quello della formazione professionale, un settore a cui lei ha dedicato parte della sua vita, oltre 20 anni, dal 1996. Cosa l'ha spinta a interessarsi e a occuparsi della formazione in genere? Allora, mi spinge il fatto che dal 1996 e nel 1996 avevamo esigenza di formare degli animatori turistici per quanto riguarda la società madre, che era e rimane la Mondo Vacanze SRL. Da ricordare bene e da premettere bene che la genesi del mio gruppo comunque era e rimane il turismo, quindi nel 93 era nata Mondo Vacanze SRL. Avevamo bisogno, ripeto, di formare ogni anno degli animatori turistici e ci avvalevamo di qualche ente di formazione nel territorio siciliano, che tra l'altro non aveva neanche le peculiarità, le competenze per formare animatori turistici. Quindi è nata l'esigenza di formare in casa gli animatori turistici e quindi fondiamo l'ente regionale addestramento professionale. E lì parte l'attività precisamente nel marzo del 1996. Il prossimo mese, quindi marzo 2021, noi facciamo 25 anni di attività, faremo una grossa festa in un hotel con tutti i nostri collaboratori storici che ci stanno collaborando anche oggi dell'ERAP, che nel frattempo poi da normale e singolo ente si è trasformato in un consorzio di enti di formazione. Quindi nasce lì l'esigenza, e quindi un'esigenza intanto per formare gli animatori turistici e tutte quelle figure professionali del turismo che noi andavamo a collocare ogni anno nei villaggi turistici. Poi dopo qualche anno iniziamo anche a fare altri corsi di formazione vista l'esigenza territoriale, e in questo caso mi ricollego a Canicattì, perché eravamo solo a Canicattì nel 96, quindi l'esigenza territoriale di fare altre figure professionali perché ce lo richiedevano per la stagione 2020 i mercati, e soprattutto nel 96, lo ricordo a me stesso, c'era molta richiesta della figura di AD, assistente domiciliare, perché nascevano le prime cooperative che fornivano i servizi ai comuni, quindi le prime figure assistente domiciliare agli anziani, quindi tecnicamente ADA, assistente domiciliare anziani. E quindi sono stati i primi corsi autorizzati che abbiamo fatto nel 97, subito dopo quelli che facevamo per noi. E da lì ne nasce una storia infinita che ci porta oggi ad essere il primo gruppo in Sicilia, con una miriade di enti, tutti che coprono le 9 province della regione Sicilia. Questo è oggi l'ERAP. L'ERAP è un consorzio di enti consorziati tra di loro, che sono ERFOP, ERFIP, ERFIS, Sicilia Scuole, Mondo Vacanze, ecco, anche Mondo Vacanze, ENAFORM, ERFORM, Sicilform, insomma, sono altri 10 enti, tutti accreditati, che in sinergia tra di loro lavorano in tutte le 9 province della regione Sicilia. Ecco, la sua esperienza nasce dal settore del turismo, sì. Un settore che quest'anno per via del Covid è andato a picco. Ecco, in questo senso lei come ha vissuto questo anno? Perché proprio ricordiamo a marzo è scoppiato l'emergenza Covid con i vari lockdown. Ecco, vogliamo anche capire qual è stato il suo modo di vivere questo momento triste per tutti. È una cosa imprevedibile, come tutte le guerre, dico io. Questa è stata ed è una guerra batteriologica, è uno dei settori più colpiti. Andiamo a guardare nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale quante persone andavano in vacanza, dico sempre io. Questa è la terza guerra mondiale, mi permetto di dire che è stata azionata e vinta dai cinesi, ripeto, questa è la terza guerra mondiale che è stata azionata e vinta dai cinesi. Nei prossimi 20 anni questa terza guerra mondiale vinta, ma neanche a tavolino, vinta sul campo di battaglia dai cinesi, non farà altro che impoverire gli stati che già sono poveri e arricchire gli stati che già sono ricchi.
Quindi è una guerra mondiale in chiave batteriologica che ha interessato tutto il mondo. Per quanto riguarda il turismo, e mi ricollego alla sua domanda, è stato uno dei settori più colpiti di tutti i settori che possiamo avere a livello commerciale. Tutti i settori, dico sempre io, sono stati colpiti, se per questo anche la formazione. Ma quindi la formazione è riuscita a rimanere all'impiedi, specialmente quella fatta da noi, cioè la cosiddetta formazione autofinanziata a pagamento, perché è connessa alle esigenze del territorio. Il turismo, che tutto sommato è un bene non primario, non è un bene primario come andarsi a comprare il pane o la pasta, però il turismo è un'attività che in Italia è circa il 12% del prodotto interno lordo e che dà lavoro a circa 3 milioni e mezzo di persone del comparto, 3 milioni e mezzo in maniera stabile, non stagionale. Se poi mettiamo che sempre il turismo in maniera stagionale dà altri 3 milioni di lavoro, diciamo che ha intaccato, riguardato circa 6 milioni e mezzo di persone. E qua non si parla di piccole botteghe o del piccolo negozio, con tutto il rispetto perché è il piccolo negozio. Qua parliamo di grossi alberghi, di gente che 10 anni fa, 20 anni fa ha fatto mega investimenti per ritrovarsi nel 2020 con una guerra, ripeto, questa è una guerra dove è normale che non si è lavorato. Il male minore è stato che nell'estate del 2020, lo dico perché ci lavoro nel turismo ancora, seppur con numeri contingentati e numeri limitati, si è potuta fare la stagione. Poi da settembre 2020 ad oggi il nulla più assoluto in riferimento alle zone arancioni, in alcuni casi zone rosse, quindi tutti questi cambi di colori, tutto questo lockdown, tutto questo fermo non ha fatto altro che danneggiare di gran lunga questo settore. E in questi 209 miliardi che stanno arrivando, che per me non sono altro che altri debiti per le nostre generazioni per i prossimi 30 anni, questo lo dico anche per inciso, poi più avanti ne parliamo, con questi 209 miliardi che stanno arrivando e che ci sta prestando l'Europa, perché non ce li stanno dando, ce li stanno prestando, noi dobbiamo ritornare. Con questi 209 miliardi io ho letto tutti i brogliacci pubblicati sul Recovery Fund, vedo poco spazio dato al turismo, frutto di un governo che forse non sa cos'è il turismo, frutto di gente messa lì a vivacchiare e non a governare, frutto di persone che tutto potrebbero fare tranne che governare il turismo. Il turismo è una cosa seria, ripeto, che appartiene a tutti gli italiani, perché dà lavoro in maniera stabile e stagionale a 6 milioni e mezzo di persone e che dovrebbe essere molto più attenzionato. Per quanto riguarda attualmente come siamo messi e per quella che sarà la stagione estiva del 2021, nessuno può fare previsioni. Visto quello che sta succedendo da marzo 2020, nessuno di noi può fare previsioni su quella che sarà la stagione, su quello che sarà l'andazzo del 2021. Tra l'altro, dico, beffa delle beffe, negli ultimi anni, quindi parlo del 2018, 2019, noi avevamo avuto in tutta Italia un incremento esponenziale del turismo estero, un incremento esponenziale del turismo estero che si rifletteva anche qui da noi in Sicilia. Anche per via delle guerre che... Sì, anche, ecco, lo veda, ecco, anche per via delle guerre che hanno che in Nord Africa hanno interessato molte persone. Quindi abbiamo avuto un turismo europeo che invece di dirottarsi su Sharm el Sheikh o altri paesi del nord Europa sono venuti qui, ma gli stessi italiani che in maniera masochistica sono esterofili, perché io personalmente per una mia formazione mentale, sociale e politica, io andrei sempre in Italia a spendere soldi, cioè io sono italiano e mi vedo a spendere soldi in Italia. Dico sempre che non basterebbe una vita intera a girarsi tutta l'Italia per conoscere veramente i posti che abbiamo in Italia. E invece noi abbiamo questa moda esterofila che spesso inculchiamo anche ai ragazzi, perché non capisco perché le scuole pubbliche, e questo è anche grave,
già ai ragazzi di quarte e quinte, quando fanno le proposte di viaggio, vanno a proporre paesi fuori dall'Italia. La classica gita in Spagna, in Olanda, cioè come se a noi in Italia mancassero luoghi da dover o poter visitare legati tra l'altro al mondo dell'istruzione. Invece di andarsene in Olanda o in Spagna, ma perché i ragazzi delle nostre quinte ogni anno non se ne vanno in Italia? Con dei percorsi didattici, tecnici, culturali, istruttivi, dove veramente il ragazzo esce formato. Se veramente il viaggio di istruzione deve essere legato al mondo scolastico, a un percorso di supporto didattico, non vedo il senso di portare i nostri ragazzi ad Amsterdam, dico, con tutto quello che può fare vedere Amsterdam al ragazzo di 19 anni, o in Spagna. Abbiamo qua dei percorsi da fare vedere che, ripeto, non basterebbe una vita. Quindi, ripeto, ha negli anni inciso anche questo fatto che molti italiani che normalmente andavano nei paesi del Nord Africa e anche in Egitto sono andati in Italia. Quindi abbiamo avuto negli ultimi 2 anni questo incremento del turismo che è stato totalmente distrutto per questa guerra, io la chiamo sempre guerra, di questa guerra batteriologica che secondo me quando i cinesi avranno la piena conferma di riavere il potere in mano, quello economico, perché oggi le guerre non si combattono con le bombe atomiche, oggi le guerre si combattono e abbiamo avuto la prova, necessariamente la prova, oggi le guerre si combattono in maniera batteriologica. I cinesi, quando avranno la certezza di poter comandare a livello economico il mondo, le posso dire che magicamente, forse per qualcuno sto delirando io, magicamente questo virus incomincerà a scemare e non ci sarà più. Vorrei ricondurla sì. E lì sarà la prova della nostra sì, e lì sarà la prova che la terza guerra mondiale è stata vinta dai cinesi. Un segnale molto importante ma anche pericoloso. Il nuovo presidente dell'America, dopo un'ora aver vinto le presidenziali, mi sembra 2 mesi fa, sarà stato agli inizi di novembre, la prima dichiarazione che ha fatto, la prima, era quella che voleva collaborare con i cinesi per ricalcolare tutti i dazi messi da Donald Trump. Io ho sempre sostenuto e sostengo che i servizi segreti mondiali, in complotto con i servizi segreti dei cinesi, hanno fatto in modo di fare perdere Donald Trump, tant'è che la vittoria di questo nuovo presidente dell'America è stata risicata e connessa a 2 o 3 stati, quindi non è stata una vittoria schiacciante. E guarda caso, poi tutti i ricorsi sono stati celermente censurati dal nuovo presidente dell'America. Vorrei ricondurla alla formazione, giusto? Non che questo non no, era sempre nell'ambito della risposta del turismo, del perché non sta funzionando. Se questa guerra nucleare, batteriologica, messa in atto dai cinesi, finisce e saranno loro a ritirarla, il turismo, come tutte le altre attività, ritornerà a viaggiare. Dottore Asaro, allora un lavoro a 360 gradi che voi svolgete in tutta la Sicilia con oltre 70 corsi. Al via ora la nuova programmazione, ci sono nuovi settori, ecco, a volo di uccello se ci dice magari le novità delle vostre tante offerte formative. Allora, la nostra è un'offerta formativa che si esprime in vari corsi di formazione, perché non siamo il classico ente di formazione che ha una sede e quindi deve rispondere alle esigenze di quel territorio. Noi rispondiamo alle esigenze di vari territori e quindi andiamo a mettere in offerta circa 80 corsi, parlo di corsi regionali autorizzati, perché ogni territorio, come dico io, ma come sempre ha dimostrato la verità e i territori, ha le sue peculiarità e quindi alcuni corsi di formazione che per esempio ad Agrigento non li cerca nessuno, a Trapani vengono cercati e viceversa. Quindi nel tempo abbiamo ampliato l'offerta proprio perché la richiesta dei territori è variegata, perché un conto è proporre offerta formativa nelle montagne,
dei Nebrodi, dove abbiamo una bella sede a Mistretta, tanto per fare un esempio. Un conto è proporre l'attività formativa in una città o in un paese di mare. Sono territori diversi che hanno esigenze diverse, certo, e che quindi devono avere delle risposte diverse da parte dell'ente. Noi, essendo un ente che aveva già intuito anni addietro che una grossa offerta formativa la potevamo avere non rimanendo arroccati in un territorio come quello agrigentino, ma andando in territori molto ricchi dove la ricerca di figure professionali è ampia, tipo per esempio la provincia di Catania, dove noi abbiamo svariati enti di formazione, ma parliamo di città ricche come Catania, Adrano, Paternò, Mister Bianco, Randazzo, Cireale, Giarre, Riposto, città ricche come Caltagirone, Scordia, Palagonia, Belpasso, San Giovanni la Punta, città tra l'altro dove la disoccupazione è quasi zero. E lì c'è un fenomeno tutto diverso da noi, dove il corso di formazione viene fatto non tanto per un altro lavoro, cioè per cercare il lavoro, ma per formarsi e autoformarsi in altre categorie. Quindi ripeto, ogni provincia ed ogni territorio specifico ha le sue esigenze. Quindi nel tempo siamo stati costretti dai territori ad ampliare un'offerta di 80 corsi regionali che comunque noi riusciamo sempre a riempire perché le richieste provengono, come dico io sempre, non dal paese dove siamo, ma da 400 paesi dove noi insistiamo, perché siamo talmente radicati ormai in tutta la Sicilia che dico sempre, io sono sempre a massimo 15-10 km da ogni luogo, quindi la nostra apertura spesso è anche geografica, scientifica, fatta ad hoc. Non esiste territorio in Sicilia dove ci siano problemi per arrivare al nostro ente, perché in ogni provincia abbiamo messo almeno 7-8 enti e messi anche geograficamente in modo tale che mappiamo in maniera endogena e territoriale tutta la provincia. Quindi siamo, diciamo, con 70 enti ovunque, e quindi arrivare nei nostri enti è facile per tutte le province. Negli anni la richiesta si è anche evoluta. Perché si è evoluta? Si è evoluta perché non si cerca solo il classico corso OSA o DOS, che è quello che forse dà più risposte immediate nel territorio, ma notiamo in alcune province della Sicilia una richiesta di corsi specifici che vanno a dare lavoro urgentemente. Per esempio noi stiamo facendo ora molti corsi nel catanese, guarda caso, e nel palermitano di installatori specializzati, elettricisti in fibre ottiche, che è una nicchia di formazione professionale, ma che fino ad ora ne abbiamo fatti circa una trentina di corsi, 600 persone, tutte hanno trovato lavoro, tutti presso queste aziende che forniscono a sua volta la Telecom, tutte le... Catania c'è l'SGS e Thomson. Esatto, allora, tutte queste strutture che lavorano nel terziario e che forniscono la TRE, la TIM e quant'altro. Quindi ripeto, una formazione che sta sempre, ogni giorno, attenta alle novità del territorio. Questo è il bello della formazione autofinanziata. Da noi l'utenza paga, non esistono corsi gratuiti, quindi è veramente una ricerca giornaliera su quello che avviene in tutti i territori. Ecco, di solito popolarmente diciamo corsi, però voi fate anche attestazioni, diplome, esatto, master di alto perfezionamento. Abbiamo di tutto. Ecco, tante categorie che magari per posso spiegare. Chi non è nel settore... Lei ha centrato quello che è la vera forza del gruppo ERAP e di tutti i 10 enti consorziati, non è l'avere 80 corsi regionali autorizzati, che già quello ci basterebbe. Noi siamo strutturati in una offerta di circa 500 referenze, che a sua volta 500, quindi di queste 500 referenze fanno parte gli 80 corsi regionali. Queste 500 referenze fanno parte di un'offerta di 12 settori, che sono, ecco, ora ci arriviamo, le attestazioni, le abilitazioni, le certificazioni, i corsi di alto perfezionamento, l'alta formazione, i master di primo livello e di secondo livello, le lauree telematiche e paritarie, i diplomi. Insomma, c'è un mondo dove da noi tutte le esigenze formative
extrascolastiche o dopo scolastiche vengono esaudite. Quindi da noi tutte le esigenze di carattere formativo, universitario, di scuola paritaria vengono tutte esaudite. Ecco perché la potenza dei numeri, che ci consente oggi di incamerare una media di 200 iscritti al giorno e di circa 4.000-4.500 iscritti al mese in tutto, diciamo, il circo, il consorzio ERAP. Questo perché la nostra offerta è veramente vastissima e chi viene da noi trova di tutto. Uso questo termine spesso che magari può essere grevio o volgare. Noi siamo un supermercato, un grandissimo supermercato della formazione dove ci si trova di tutto. Certo, questo sempre legato alla qualità formativa, perché il fatto di avere una vastissima offerta non significa inficiare la qualità di quella che è la nostra attività formativa. Infatti ad Agrigento, dove abbiamo una bella sede a Villaggio Mosè, ad Agrigento, noi siamo cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni, non perché siamo più belli degli altri, ma qua chi giudica da noi è il cliente e soprattutto perché è uno che paga. E guardi che il cliente che paga non è il cliente che non paga, scusi il gioco di parole. Nel nostro mondo, nella formazione c'è il cliente che non paga, che va nell'ente, tanto il corso non lo paga, quindi è il giudizio di quella persona non so fino a che punto può essere veritiero o può bastare. Noi abbiamo una clientela che paga comunque vada e quindi è una clientela molto esigente. Se siamo, e lo dicono i numeri, se siamo oggi il primo ente ad Agrigento città, e ci sarà un motivo, se l'ente incamera numeri esorbitanti, ci sarà un motivo, se noi facciamo circa 300-350 iscritti al mese, con una media di 15 iscritti al giorno ad Agrigento, ci sarà un motivo, perché l'utenza agrigentina ha trovato nell'ERAP un contenitore che mancava, un contenitore dove tu entri e trovi di tutto e comunque una tempistica, una velocità nell'eseguire la formazione, diciamo, un po' diversa dagli altri. E questo ci ha fatto diventare ad Agrigento il primo ente di formazione. Dottore Asaro, ecco, è un'attività complessa. Allora mi chiedo, come riuscite a coordinare questo mondo così articolato, offrendo queste miriadi di corsi quotidianamente? Sì. Insomma, c'è un lavoraccio, un'organizzazione particolarmente da seguire, che lei sicuramente con la sua esperienza non le mancherà di dare il giusto indirizzo. Però, allora, è un lavoraccio significa lavorare tutti i giorni addosso a questa in manofferta, significa avere uno staff di progettisti che mi vanto di dire che sono i migliori in Sicilia, uno staff di persone che curano la logistica, quindi quelli che mi girano per gli enti per vedere e per fare sopralluoghi, quindi c'è sempre anche un controllo e un monitoraggio quasi giornaliero su tutti gli enti di formazione, delle persone che vanno a curare poi tutta la struttura informatica di tutti gli enti di formazione. Quindi noi siamo a settori, cioè dentro la cabina di regia abbiamo decine e decine di persone che vanno a sua volta a controllare per settore tutto l'andamento di questi enti. E mi creda, gestire tutti questi enti e far sì che tutto vada bene e liscio tutti i giorni è un lavoro immane. Noi lavoriamo come lavoro interno anche la domenica, per esempio. Noi forse siamo l'unico ente che apre la domenica. La sede direzionale, che è quella dei Canicattì, di domenica noi abbiamo 10-15 persone che comunque vengono a lavorare, perché il lavoro non per fare sportello o per stare al banco per le persone che vengono per informazioni, assolutamente no. Però abbiamo una cabina di regia fatta di persone che vengono anche di domenica, perché per tutta la programmazione del lavoro che dobbiamo fare anche per settimana c'è bisogno sempre di fare dei briefing, degli incontri tra i vari settori, tra chi gestisce l'informatica, tra chi gestisce i locali, tra chi gestisce il personale di tutti i 70 enti. Insomma, è un lavoraccio immane che implica anche un lavoro di 13, 14, 15 ore al giorno. Le posso dire che spesso non è bello e non è facile, però avere la soddisfazione di aver creato una struttura che non
attinge a nessun tipo di finanziamento, questo lo dico per inciso, e senza attingere a nessun tipo di finanziamento regionale abbiamo strutturato un sistema che dà lavoro attualmente a circa 300 persone, tra venditori, segretari, progettisti. Insomma, abbiamo costruito una bellissima realtà che, ripeto, non richiede finanziamenti da nessuna parte, e tutte le aperture che abbiamo fatto in tutte le città, e ogni apertura significa investimenti, arredamento e quant'altro di niente, non abbiamo mai chiesto un euro di finanziamento né a banche né a enti pubblici. Questa è la prova che, diciamo, l'azienda è in salute e in solida. Lei ci tiene particolarmente a sottolineare. Ah sì, ci tengo, perché in 25 anni di attività non abbiamo mai dato conto a nessuna banca, neanche richiedendo un video di 1.000 euro. Le dirò di più, guardi che questa cosa, che noi siamo in salute, spesso in una terra pirandellara come la nostra, paradossalmente può dare anche fastidio. Noi rimaniamo in provincia di Agrigento, perché penso che la gran parte dell'utenza che ci sta seguendo e ci seguirà sono di Agrigento e della provincia, penso. Noi in provincia di Agrigento non è che siamo solo a Canicattò Agrigento, siamo a Ribera, siamo a Sciacca, siamo a Licata, siamo in totale in 11 paesi, e 11 paesi significa avere A2, 22 venditori che ogni mese hanno una provvigione di 3-4 mila euro al mese, ripeto, 3-4 mila euro al mese, un segretario per ogni ente, quindi ce ne andiamo 3 per 11, 33 persone, più chi cura la logistica ogni mattina a girare, e altre persone. Io solo la provincia di Agrigento scatena un circuito di 50 persone che lavorano, 50 persone che fino a 8 anni fa non esistevano. Quindi questa è una realtà che dà lavoro, ripeto, in maniera pulita, in maniera sana, senza attingere a nessun tipo di finanziamento. Ma come tutte le cose pirandelliane, nella terra pirandelliana, devono dare fastidio, perché non sono sottomesse né alla politica né ai poteri forti. Siccome noi non siamo sottomessi né alla politica né ai poteri forti, spesso questo intuisco e capisco che può dare fastidio, ma dà fastidio ai pupari, abituati ad essere nascosti e a comandare i pupi messi in giro, perché questa è una provincia che storicamente è in mano a dei pupari, e poi tutto quello che vediamo non sono altri che pupi che fanno una sceneggiata. Siccome noi non siamo né con i pupari né con i pupi, stiamo dimostrando di essere liberi e di non essere legati e sottomessi a nessun compromesso. Questo negli anni ha dato anche fastidio. Lei ha fatto politica negli anni, si vede, perché Sì. Dal modo come si esprime. Ma io ho fatto, io ho fatto politica, no, apro e chiudo. Io ho fatto politica attiva, io ho fatto politica attiva, glielo dico, dal 94 al 2016, e me ne sono volutamente uscito, perché quel mondo non appartiene al mio modo di fare politica. Oggi per fare politica devi essere forse un omosessuale, con tutto rispetto per gli omosessuali, e io non lo so, rispetto agli omosessuali, ma non sono omosessuale. Devi essere una cortigiana di corte, io non sono una cortigiana di corte. Non devi avere voti, perché se hai troppi voti come Pietro Asaro fai paura, e quindi tutti cercano di isolarti. Quindi io non ho peculiarità che oggi deve avere uno per diventare deputato. Oggi per diventare deputato non devi avere voti. Se non hai voti, allora puoi diventare deputato. Se hai qualche voto a livello locale, cercano di distruggerti in tutti i modi. Quindi c'è un avvitamento verso il basso della politica, un avvitamento verso il basso che ti obbliga ad andare a vendere al San Paolo patatine per diventare poi ministro degli esteri. Così come nello spettacolo prima tu dovevi sudare, io lo dico spettacolo perché vengo dal mondo dei villaggi turistici, là se eri bravo andavi avanti, se no niente, perché la sera avevi in anfiteatro 3.000 persone che o ti applaudivano o ti fischiavano, perché io vengo dai villaggi turistici, ho quel concetto di spettacolo. Oggi anche nel mondo dello spettacolo c'è un avvitamento verso il basso, più scarso sei più vai avanti. Oggi non devi essere bravo, non devi essere un artista, devi essere un influencer, cioè ti apri su Instagram una piattaforma, devi sparare 4 cazzate, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, e hai 2 milioni di persone che ti seguono. Quindi io devo vedere se c'è da criticare l'influencer o 2000 deficienzer
o deficienter che, Comunque, che seguono quelle persone. L'influencer è una figura che sta prendendo parecchio piede. Ma vogliamo vedere che sono questi nel influencer? mondo dei social. Se è gente scolarizzata, se è gente che proviene dal mondo del lavoro. Oggi per essere un influencer deve essere uno che nella vita non ha mai fatto nulla. E quindi lo capite cosa stiamo propalando ai nostri figli? Una nazione in cui tu non devi fare nulla, non devi fare nulla e non devi sforzarti di fare nulla. Nella peggiore delle ipotesi hai ereditato cittadinanza. Non devi fare nulla così potresti diventare influencer. Perché devi andare a scuola? Perché devi spendere la tua vita sui libri? Perché devi distruggerti la tua vita sui libri? No, devi fare l'influencer. Lo stesso in politica. In politica, una volta, parliamo della vera politica, quella degli anni '80, che se ne dica, quella della democrazia cristiana, dove tu andavi avanti, se facevi attività territoriale, eri in mezzo al popolo e avevi una segreteria politica, la segreteria politica... Anche il PC. Anche la segreteria politica degli anni '80 di un deputato regionale o nazionale era una bottega aperta H24. Ora il segretario, ora un deputato che abbia una segreteria politica vera, che ascolti le esigenze del territorio, È difficile non esiste più, perché guarda che la segreteria politica non era così tanto vetusta come noi vogliamo fare vedere. Non era un coacervo di interessi o di scambio di chissà che cosa. Era un posto dove c'era un microcosmo elettorale, una particella della società che andava là a dire quali erano i propri bisogni e le proprie esigenze. E il vero deputato regionale portava queste esigenze all'ARS, portava queste esigenze personali, professionali negli assessorati. Oggi non c'è più un deputato che faccia segreteria, ma questa è la prova di quello che è dell'avvitamento verso il basso della politica. E io a questa politica dove non devi avere voti per essere eletto, se hai troppi voti fai paura, io me ne sono uscito. Però le posso dire che per quei 22 anni anche lì ero un'altra cosa. Nell'ambito di quella politica io comunque ero un'altra cosa, perché, ma l'ho sempre detto, perché un Pietro Asaro che non è gestibile per vari motivi. Pietro Asaro è una persona che non può essere gestita e la politica agrigendina si nutre di pupi che devono essere gestiti dai pupari. Il puparo agrigendino, il puparo classico agrigendino, abituato a gestire, guardi non uso il termine perché poi rischio sempre di trascendere come al solito e poi mi rimbrovano i miei collaboratori. Allora il puparo agrigendino è abituato sempre a gestire queste persone di basso cabotaggio, quando ha un Pietro Asaro che non lo può gestire, non lo può comandare, non lo può ordinare, paradossalmente ha anche paura di Pietro Asaro. Io per il classico deputato regionale io faccio anche paura, li capisco, anche se ripeto in 22 anni di attività io ho avuto spesso e ce l'ho ancora, ora ancora di più, ottimi rapporti con chi è deputato regionale e nazionale, anzi ora che non faccio più paura perché non sono un loro eventuale concorrente. Guardi, lei non ha idea dei rapporti che ho io con moltissimi deputati regionali, ma non dell'Agrigendino, di tutta la Sicilia e nazionale. Vabbè, perché non vedo nemmeno nessuno, dico, fuori gioco, se ne è uscito. Un settore sicuramente molto importante, cui so che lei ci tiene anche per motivi, diciamo, di sbocchi di lavoro, in questo momento in particolare dovuto anche al Covid, è quello sanitario e parasanitario. Allora, so che lei insomma a questo ci tiene perché tantissimi ragazzi hanno avuto possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro non solo in Sicilia ma anche in Alta Italia dove sono richiesti, Emilia, insomma so che lei in questo settore è particolarmente attivo. Sì, allora, nel mondo del sanitario ci stiamo lavorando da anni in collaborazione anche con le ASPE o con i centri di formazione regionali. C'è molta richiesta, insomma. Perché ci sono figure molto richieste nel campo del sanitario. Un attimo, nel campo del sanitario non c'è mai stata crisi. Tutte le figure professionali di primo livello, di secondo livello, diplomati e universitari che si qualificano nel mondo del sanitario, prima o poi, comunque vada, troveranno lavoro. Quindi parliamo di un settore che non ha mai avuto crisi di richieste di mercato. Negli ultimi anni è anche vero che c'è stata un'esplosione di richieste per quanto riguarda
le strutture, le qualifiche di base, come le chiamo io, cioè gli operatori sociosanitari, in alcuni casi più socio, in alcuni casi più sanitari, comunque operatori sociosanitari, perché vuoi per il Covid che ha fatto aumentare la richiesta, perché essendo ancora ad oggi, ricordiamo che siamo in stato di emergenza, molte politiche sociali fatte da molte regioni italiane vengono fatte in virtù dell'emergenza Covid. Allora, in virtù anche di queste emergenze, le richieste delle regioni di questi operatori sociosanitari si sono in alcuni casi triplicate, quindi abbiamo avuto addirittura da marzo 2020, da quando è iniziata questa terza guerra mondiale, una richiesta triplicata da parte... Io ho visto anche lo Stato italiano che ha fatto particolari campagne pubblicitarie. Esatto, per ricerca degli OSS. In piena pandemia, quando c'è stato il lockdown totale, cioè marzo e aprile 2020, lo Stato italiano tramite, ora non mi ricordo, la protezione civile cercava, mi ricordo, circa 8.000 OSS in tutta Italia, perché c'è stato un momento in cui le strutture sanitarie pubbliche non hanno retto all'onda di queste, umana, di queste persone che arrivavano per richiesta di aiuto. Non dimentichiamoci in alcuni ospedali che c'erano queste scene drammatiche di 10-20 ambulanze che aspettavano a turno per far entrare tutte persone che avevano sintomi di Covid. Cioè 10-20 ambulanze, addirittura in alcune città si arrivava ad aspettare 7-8 ore perché i pronti soccorsi erano sommersi, non riuscivano a reggere quest'onda di persone che arrivavano. Allora, voi, ripeto, per il Covid, voi anche perché la sanità privata nel nord non è come da noi, e l'imprenditoria investe veramente sulla sanità, investe in maniera pulita, ma investe, quindi la richiesta è diventata immane. Purtroppo devo dire, dico purtroppo, che un 70% degli OSS che qualifichiamo noi in tutta la Sicilia, il lavoro glielo troviamo anche noi, però purtroppo stiamo diventando come quelli che formano i ragazzi e li portano fuori dalla Sicilia, che guardi è spesso anche, da una parte diventa anche mortificante, perché se io devo formare delle persone per poi fargli trovare lavoro fuori dalla Sicilia, diventa mortificante. In alcuni casi queste persone poi, qualcuno è ritornato, sono ritornati. Un 30% invece, bene o male, qua il lavoro nelle strutture pubbliche e private, ma anche pubbliche, lo ha trovato. Però negli ultimi anni abbiamo avuto questa richiesta immane. Per quanto riguarda le lauree, siamo convenzionati con alcune università per i corsi di laurea di infermieristica, di radiologia, di fisioterapia, insomma abbiamo 8 corsi di laurea, abbiamo la chirurgia, l'odontoiatria. Per quanto riguarda la medicina, anche lì abbiamo un sacco di richieste che dobbiamo anche calmierare, perché parliamo sempre di università. Quindi abbiamo nel mondo del sanitario un sacco di richieste, riusciamo sempre ad evadere, e mi ricollego ora ad Agrigento. Ad Agrigento nel 2020, anno solare, noi abbiamo fatto circa 12 avvii, 12 avvii a 25 persone, che lei deve pensare che il DASOE, l'assessorato regionale alla sanità, ad ogni ente autorizza solamente 2 corsi in avvio, quindi 2 corsi da 25, 50 persone. Noi abbiamo fatto qua nella sede di Agrigento 12 avvii, quindi per il gioco dei numeri, 2 per, abbiamo dovuto accreditare 6 enti, perché con un'autorizzazione non avremmo fatto nulla. E ad Agrigento anche lì nessuno ha fatto 12 avvii, 300 persone, quasi tutte non di Agrigento, del territorio. Parliamo di un bacino. Per parlare della provincia, insomma. Ma no, perché per esempio io a Ribera faccio i corsi, a Licata, quindi quelli delle città non verrebbero, a Canicattì ho i corsi, nella montagna, però in un bacino stretto che può essere Aragona, Porto Empedocle, Palma, Favara, Raffadali, Ioppolo, Santa Elisabetta, Siculiana, Realmonte, in un bacino di altri 15 paesi e di circa altri 100.000 abitanti, abbiamo dato risposte. Quindi abbiamo nel mondo della sanità, quindi con i corsi di riqualifica OSS, fatto 12 avvii, una media di un avvio al mese, tutti pieni, tant'è che ora il 2021 è anche entrato e già ora stiamo raddoppiando gli avvii sempre nella sede di Agrigento. Quindi una richiesta anche lì del sanitario che si è doppiata, anche perché comunque abbiamo dato prima risposte in termini di qualità, perché ripeto, da noi l'utente è un utente particolare, un utente che paga, quindi la prima cosa che guarda è la qualità,
e guarda caso da noi la qualità l'abbiamo dimostrato sul campo. 12, ripeto, 12 avvii in un anno 300 persone, quando normalmente ogni ente se li avvia ne avvia 2. Nel 2021 è anche entrato e abbiamo già raddoppiato l'avvio mensile e siamo a 2, significa 2 per 12 che quest'anno rischiamo, quest'anno 2021, ancora sono passati 2 mesi, di fare il doppio degli avvii dell'anno scorso, perché da noi la qualità formativa è altissima, abbiamo dei docenti che sono tra i migliori che la piazza riusciva a dare, alcuni lavorano a San Giovanni di Dio, alcuni sono dottori referenziati con 30 anni di esperienza e queste cose le persone le guardano, ma soprattutto la cosa che più mi dà soddisfazione è che ogni volta che finiamo un corso di formazione su quei 25 ne vedo almeno 20 che vanno a lavorare e questo per noi è anche gratificante. Spesso quando mi capita per motivi di lavoro essere a San Giovanni di Dio e vedere molti che mi dicono sto lavorando grazie a lei diventa anche al di là di tutto, guardi, diventa gratificante perché veda io alle soglie di 50 anni non lo dico per riattanza, forse non dovrei neanche lavorare, ma ci sono soddisfazioni che mi dà questo lavoro nel rapporto umano che ogni giorno ho con migliaia di persone che forse magari altri lavori non mi riuscirebbero a dare. E ripeto, girare per gli ospedali di Ribera, di Sciacca, di Reggendo, di Licata, di Canicattì, trovare molte persone, non che stanno facendo il tirocino perché lo fanno con me, ma che stanno lavorando e mi dicono grazie a lei ho un posto nel pubblico, questo per me è molto 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 gratificante. Senta, poi vi interessate anche del diploma in un anno? Sì. Un altro settore destinato a chi lavora e quindi ha necessità di... Sì, diploma in un anno, attenzione, una cosa è un sistema molto legale, perché chissà che cosa può alimentare questa frase. È un sistema molto legale di diplomare nell'arco di un anno per gente che se si mette la testa sui libri, non dico assai, ma almeno 2 o 3 ore ogni sera, riesce a diplomarsi in un anno. Diplomarsi in un anno significa che con noi devono venire a iscriversi molto prima che inizi la stagione, a settembre di ogni anno, per fare gli esami da esterni per i primi 4 anni e poi noi li mettiamo al 5º anno della scuola paritaria scelta. Anche lì perché abbiamo sfondato tutta la Sicilia, perché offriamo velocità, risposte serie e il fatto che diamo un'offerta, basta guardare il nostro volantino, di 21 scuole paritarie, 21, e di 25 indirizzi scolastici, quindi anche lì, ecco, come, se dobbiamo fare una parafrasi, come i corsi, mentre tutti offrono 4-5 corsi, ne ho 80, quindi il rapporto non c'è, è 1 a 20, anche nel diploma, da noi quando vengono non entrano in un paritario, con un'offerta di 1, 2, 3 indirizzi scolastici, noi gli offriamo 25 indirizzi scolastici, noi abbiamo il liceo musicale, il liceo sportivo, abbiamo degli indirizzi, ecco la risposta ai vari territori. Magari il liceo musicale non lo cercherà nessuno ad Agrigento, ma me lo cercano per esempio storicamente, perché è una provincia un po' particolare per questo tipo di indirizzo. A Messina abbiamo un sacco di iscritti per il liceo musicale, l'alberghiero con 3 indirizzi. Voglio sottolineare che in provincia di Agrigento alberghiero paritario non esiste. Percorsi di professionale come elettronica, elettrotecnica, telecomunicazioni, elettronica, informatica. Voglio ricordare che in provincia di Agrigento un ITI informatico professionale non c'è, quindi andiamo anche a colmare dei vuoti, certo, che la stessa provincia di Agrigento ha in termini di offerta formativa come scuola paritaria. E siccome anche lì nel mondo dei paritari abbiamo dato dimostrazione di essere organizzati, efficienti, di arrivare prima degli altri, di dare risposte veloci e soprattutto di diplomare veramente le persone in istituti paritari, lì abbiamo fatto e stiamo facendo grossi numeri, ma soprattutto la soddisfazione di diplomare persone che vanno a spendere questo diploma sempre nel mondo del lavoro, perché le dirò di più, la nostra utenza non sono ragazzini o ragazzi minorenni che fanno un percorso normale, sono quasi tutti lavoratori, professionisti, persone che comunque si ritrovano a 35 anni, 30 anni senza un diploma e che grazie a noi molti sono entrati nel mondo del lavoro per aver avuto il diploma. O per essersi, ripeto, conquistato il diploma, è diverso. Non un settore che diciamo particolarmente vi siete interessati, credo che
da quest'anno è quello dell'agricoltura. Anche lì, rimanendo sempre nell'ambito... Dove c'è una fortissima richiesta e dove ci sono anche molti fondi del PSR per avviare delle attività, sì, per esempio, con parecchi soldi a fondo perduto. Sì. Allora, c'è una richiesta di, parliamo sempre di diplomi, del tecnico agrario, il vecchio agronomo, ora si chiama agrotecnico, che viene da vari territori della Sicilia. Impresa agricola anche. Esatto, perché c'è un ritorno, questo lo dicevo anche la scorsa volta che sono stato qua da voi, c'è un ritorno al lavoro dell'agricoltore, ma soprattutto di un agricoltore 2.0, dell'agricoltore 2020, attenzione che non è l'agricoltore di 40 anni fa, oggi l'agricoltore 2020 è un imprenditore tecnologizzato, è un imprenditore che segue i flussi di mercati, è un agricoltore che sa dove andare a piazzare il prodotto che lavora, è un imprenditore che deve lavorare moltissimo di marketing, cosa che i nostri agricoltori degli anni 80-90 non sapevano dove e come iniziare. Oggi il 90% degli agricoltori che noi abbiamo formato, dei giovani imprenditori, sono ragazzi che il prodotto se lo coltivano, se lo producono e poi se lo vanno a vendere per i fatti loro, perché hanno, grazie ai nostri corsi, avuto un'infarinatura su quello che è il mondo del marketing, che ormai per l'80% è internet. Io posso produrre un prodotto eccelso che la mia terra dà, ma poi se non sono capace di portarlo fuori dai confini italiani è inutile che lo vendo. Sono finiti i tempi in cui l'arancia di Ribera me la devo andare a comprare nella statale, dove ho qualcuno che ancora espone la cassetta a 5 euro. Quello è il sistema arcaico che, vabbè, ancora rimane. Ma se io sono un ottimo imprenditore, la cassetta di arancia la imballo con il cartone, con tutto quello che è il packaging, e la mando a Dubai e me la vendo 30 euro, attenzione. Mentre qui me la devo vendere 5 euro, là me la vendo 30 euro, però gliela devo portare confezionata, sigillata, tanto le arance da qui a Dubai oggi sono un volo di 9 ore. Pensi un po'. Quindi l'agricoltore di oggi è l'agricoltore che riesce a ottimizzare veramente quello che ha, perché ha capito che c'è fuori dalla porta il mondo, non la piazza o la domenica mattina che ti fai la bancarella e ti vai a vendere il prodotto. Certo, questo serve per avvicinare il consumatore a quello che vendi. Per esempio c'è alcune associazioni datoriali tipo CIA o altri o la Coldiretti fanno la cosiddetta campagna amica, che la domenica gli agricoltori nelle piazze vendono al consumatore, abbattendo i costi e facendo abbattere i costi, vendono al consumatore quel prodotto fresco a un prezzo minore. Da un lato questo... Chilometro zero, cosiddetto chilometro zero. Favorisce solamente il consumatore. Però se l'imprenditore ha fatto, mi creda, se ha fatto certi investimenti, non li può coprire facendo campagna amica a chilometro zero. Quello può essere bene per il piccolo agricoltore che dopo 40 anni è messo lì a coltivare. Però l'imprenditore che formiamo noi è quello che ha fatto 200, 300, 400 mila euro di investimenti e che deve rientrare nell'arco dei primi 4-5 anni. E se deve rientrare di 400-500 mila euro di investimenti fatti nei primi 4-5 anni, il mercato non è Italia. È internazionale. Il mercato è internazionale. Io, l'uva Italia, devo essere capace che me la incassetto, la sigillo col packaging e me la vado a vendere a $10 al chilo a New York, senza vari intermediari, senza filiere di mercato. Quindi sto vedendo questo ritorno alla terra, ma fatta anche di persone laureate, fatta anche di persone che spendono le loro competenze. Ed ecco anche lì, e mi ricollego alla sua domanda, molte persone che sono venute da noi per formarsi e per diplomarsi come tecnico agrario. Al di là del fatto che chi si diploma in uscita come tecnico agrario ha anche l'opportunità di fare l'attività come agrotecnico, la libera attività, sì. Iscrivendosi ovviamente all'albo degli agrotecnici e quant'altro. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Un'ultima domanda le vorrei fare.
Ecco, il settore che le ha dato più soddisfazione da quando lei ha fatto l'imprenditore, dal 93 in poi? Allora, il settore che mi ha dato più soddisfazione da quando faccio l'imprenditore, esattamente dal 1993, era e rimane, anche per un amore antico, perché io vengo da lì, la mia genesi nasce lì, la mia genesi è il villaggio turistico. Il settore che più mi ha dato soddisfazione in termini non di guadagno, le dirò di più, ma in termini di rapporti umani, di ampliamento di conoscenze a livello nazionale, è il turismo. Io spesso ho fatto le beat, dove non andavo lì per chiudermi in uno stand, ma io mi faccio le beat dove mi vado soffermando in 1000 stand perché mi conoscono tutti nel mondo del turismo. Anche se questo settore, per vari motivi, da quando mi è esploso in mano il settore della formazione, in senso buono esploso in mano, cioè dal 2014, diciamo che l'ho dovuto, non dico sopprimere, ma dare in gestione. Il mio amore rimane il turismo, la mia utopia, tanto, visto che utopia rimarrà tale, è vedere da Menfi a Licata 400 villaggi turistici, poi vedere, non lo so, una ventina di parchi acquatici. In questo momento sto pensando a questo e sta delirando, un visionario. E una provincia che abbia un aeroporto internazionale come Palma de Mallorca. Lo sa Palma de Mallorca quant'è come isola? È un'isola che ha, mi sembra, 120.000 abitanti, tutta l'isola, che però da aprile a ottobre ogni anno conta una media di 1,5 milioni di persone stabili, cioè 1,5 milioni di presenze. Le lascio immaginare in termini di euro quando è la somma che arriva, no? 1,5 milioni di presenze giornaliere. Ci siamo? Io anni fa, al di là che ci andavo negli anni 90, negli anni 95, io anni fa sono stato a Palma de Mallorca, no? Un rientro dopo 15 anni che non ci andavo, una specie di vacanza nostalgica. Ed ero a Can Pastiglia, che è a 8 km da Palma. Praticamente noi vedevamo arrivare all'angolo est ogni minuto un aereo, ogni minuto. Poi all'angolo ovest della spiaggia vedevamo partire ogni minuto un aereo. Cioè, non sto esagerando, una media di un aereo al minuto. Significa che questo aeroporto, se non si organizza, non riesce neanche a gestirsi gli arrivi e le partenze. Parliamo di Palma de Mallorca, 120.000 abitanti. Qua i cosiddetti pupari, perché a quanto pare qua l'Argentino vuole essere gestito dal puparo, i nostri pupari non sono stati capaci di fare un aeroporto o di farlo autorizzare. Voglio ricordare che l'unico presidente della provincia in grado di trovare dei soldi esteri, e quindi nessuno avrebbe speso nulla è stato Eugenio Dorsi. Sono le carte che lo dicono, le prove che lo dimostrano. Le prove e le carte dicono che Eugenio Dorsi aveva trovato compagnie israeliane e compagnie estere che venivano qua, spendevano tutti i soldi che c'erano da spendere e aprivano un aeroporto che in maniera diretta e indiretta alimentavano 50.000 posti di lavoro, perché purtroppo, veda, quando una cosa uno non la vive direttamente, come me che fa il turismo da quando è nato, non riesce a capire cos'è l'aeroporto, quello che porta in attività non neanche turistiche ma anche commerciali, perché se è un aeroporto lo voglio fare funzionare, ma perché questo aeroporto non deve essere anche un aeroporto commerciale dove io le arance di Ribera, l'olio di Ribera, l'uva Italia di Canicattì, i prodotti agricoli di Licata, i prodotti delle montagne me le vado a vendere a Dubai? Perché non può esserci non può diventare uno scalo internazionale? Se io riesco a garantire le compagnie e tutti i prodotti della terra che ho io e riesco a riempire i charter, se io come impresa riesco a garantire ad un charter 500 voli in uscita, io voglio che l'uva Italia vada a Dubai perché deve essere venduta a 20 euro al chilo. Riesco a trovarmi chi me la compra nelle piattaforme, io da privato mi ordino i charter. Perché un charter non potrebbe partire da... Qui non ci dovrebbe essere... Ora molto si metteranno a ridere perché qui abbiamo i filosofi della politica. Perché non ci dovrebbe essere Agrigento Dubai?
Perché non può esistere Agrigento New York se sono nelle capacità io di gestirmi e di pagare gli aerei? Perché? Perché a Palma di Mallorca, dove ci vivono 120.000 abitanti, abbiamo un aeroporto dove d'estate, anzi no, da aprile a ottobre, arrivano 420 aerei e ne partono 420. Questo traffico non esiste da noi neanche a Linate, neanche ad Agrigento. Là riescono ad avere questo flusso giornaliero per 8 mesi all'anno. Circa 400 aerei che partono, circa 400 aerei che arrivano. Perché la provincia di Agrigento non può avere un aeroporto internazionale? Chi lo dice? Lo sai chi lo dice? Lo dice la massoneria dell'aviazione civile italiana. La massoneria dell'aviazione civile italiana, che non esiste perché è una massoneria, in quanto tale ha deciso che ad Agrigento non ci deve essere un aeroporto. Sì. Noi siamo stati bravi, vabbè, io da questo non mi ci tolgo, a costruire ministri e deputati che sono stati a Roma. Addirittura abbiamo avuto anche ministri longevi che sono stati là 5 anni. Cioè, oggi se un ministro fa 2 o 3 anni, un ministro che rimane nella storia. Noi abbiamo avuto ministri che sono stati 5 anni a Roma, se non di più, e che non sono. Mi volete dire cosa hanno portato di benefici a questa terra argentina? Un'opera pubblica grossa che portasse lavoro c'è. E allora, ripeto, l'unica persona a cui dare atto che voleva fare l'aeroporto, e lo dicono le carte, perché non il parlare, i pupari, quelli rimarranno sempre nella terra pirandelliana. Le carte dimostrano che Eugenio Dorsi ha portato l'aeroporto gratis, e grazie a Eugenio Dorsi avremmo avuto 50.000 posti di lavoro. Però in questa terra pirandelliana gli Eugenio Dorsi devono essere combattuti con dei processi fittizi, le 40 palme, processi burla che poi hanno dimostrato che cosa spende lo Stato per infangare una persona che poi alla fine non c'era nulla di quello che è stato detto. Bene. Quindi questa terra, siccome lei mi dice io mi ricordo che sembra la sua ultima domanda, questa terra avrebbe tanto, noi dovremmo essere, ascolta, quando siamo in provincia di Agrigento 430.000, noi dovremmo essere 430.000 imprenditori. Cioè uno nasce da imprenditore di che cosa? Del turismo. Che settore? Fabbriche lenzuola, fabbriche porte di legno per portarli agli alberghi, fabbriche materassi e reti per darli agli alberghi. Perché vedete, ribadisco, non si riesce a capire quello che c'è dietro il turismo. Cioè quello che c'è dietro, se lei va a Rimini e va nelle colline di Rimini, tutte le industrie delle colline di Rimini, quindi chi fabbrica porte, chi fabbrica materassi, le vetrerie, sono tutte connesse alla fornitura di 2.000 alberghi. A Rimini abbiamo 2.000, non la costiera romagnola, solo a Rimini 2.000 alberghi, e su questi 2.000 alberghi ci lavorano 5.000 aziende per le forniture, per quant'altro. Non si riesce a capire quello che riesce a dare il turismo. Dico sempre che il turismo in maniera indiretta è la prima industria che esiste in Italia, perché non dobbiamo mai guardare i numeri che cosa ti dà. Noi guardiamo sempre che il turismo alimenta posti di lavoro per il cuoco, il cameriere, il direttore d'albergo. Questo è sbagliato. La contabilità dei posti di lavoro non è quella, perché un albergo in maniera indiretta, per gli ordini che fa, alimenta in maniera indiretta altri posti di lavoro, che sono quello che ti pulisce le lenzuola e chiumattina delle porte, che sono quello che ti costruisce le porte, che sono il contadino di Agrigento che coltiva il basilico e lo va a vendere direttamente all'albergo. Cioè c'è dietro una filiera di migliaia di posti di lavoro che un aeroporto avrebbe dato. Però i pupi di questa provincia hanno condannato questa provincia ad essere l'ultima d'Italia e si divertono ogni anno, quando esce il sole 24 ore, che su 110 province e 110 città, Agrigento da 50 anni si trova ogni anno al 109esimo posto, al 108esimo, qualche volta siamo al 110esimo posto, e una volta, mi sembra nel 2015 o 2016, ci siamo trovati al 106esimo posto, e qua il sindaco si è fatto intervistare perché era felice che Agrigento non era più al 110esimo posto ma era al 61° posto, cioè su 110 province era la provincia 106, e ha detto che grazie a lui, grazie alla qualità dei servizi, questa città ha aumentato il livello nella classifica. Siamo pirandelliani.
in alcuni casi forse ridicoli agli occhi della nazione. C'è un sindaco che festeggia perché dopo le indagini fatte da Sole 24 Ore non è più al 109esimo posto, ma si trova al 106esimo posto. Questa è la terra che i pupi hanno comandato e hanno condannato a permanere. Non avere l'aeroporto, perché l'aeroporto avrebbe dato 50.000 posti di lavoro. Quindi Eugenio D'Orsi, hai perso 5 anni della tua vita inutilmente. Bene, ringraziamo il dottore Pietro Asaro, direttore del gruppo formazione ERAP e non solo, Mondo Vacanze, e per la loquacità, per aver risposto alle nostre domande. Ricordiamo sempre, il programma si potrà vedere sul canale 92 in Sicilia, sarà inserito nei social Twitter, Facebook e YouTube. Ringraziamo il dottore Asaro. Ringrazio buon lavoro Televideo Agrigento per avermi ospitato per l'ennesima volta e per l'ospitalità che mi danno Pietro Le Causi e Arturo Candella. Grazie, grazie. Buonasera ai nostri telespettatori.